Attenzione, devi andartene proprio quando hai infranto la legge. Niente discorsi. Perché ci siamo oh. Ora. Così non si può. Quello dentro quella piega. Perché? 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 Là. Oh, finalmente Pops. Pensa, un buon uomo. Perdonami, ma sono appena tornato da un posto meraviglioso e bizzarro. Perché? Discorso? Oh, certo. Bisogna solo levare quei senti dalla faccia. Ma no, sono perfetti. Dai, il discorso con le spalle a Oh, se il signor Bella se ne accorge, siamo tutti licenziati. Dammi il pennarello. Girati, Pops. oh, ok, Siamo spazzati. Questo è il discorso. Complimenti, tuo figlio è davvero in gamba. Hai venuto bene, state scherzando? Non puoi licenziarci per questo magnifico disegno. Figliuolo, ha fatto un gran bel discorso. Molto perché? Grazie, mamma. Grazie. Alla fine ci sei riuscito, Billy Bronson. Ottimo lavoro. Grazie, signoressa. Gentilissimo. Dove sarebbe? Il merito è solamente nostro. Ma se l'avete mandato quasi in coma e conciato come un pagliaccio. Andiamo a ripulire la faccia. Questa festa è davvero noiosa. Facciamo un giro. Dov'è? Ci sto. Sì. No, perché? Ecco, sono in ritardo. Ci avrei giurato. Non ce la Che? farei. Sì. Perché ti faccio bene? Che volevi? In orario. Facciamoci una limonata, tanto sono caduti. Se non sbaglio è mio. Deve sapere. Una battaglia. Ma sono arrivati 5, venite subito, dovete... Casco! Non puoi metterci alle cacagne. Che? Sono degli imbranati. Sì. Si dentro al cervello. Su, dacci un'altra possibilità. Io ammasso il bagno, ma ci puoi controllare il prossimo lavoro. E il prossimo, e quello dopo. Chiaro! Sì, certo. Lo vedremo. Accidenti. Non posso crederci. Sai cosa mi dà fastidio? L'odore. Non quello. Quella barzelletta sulla mamma che Mascolmè dice sempre. La supervisione. E sapete chi altro è che ne ha bisogno? Mia madre! Ora salite così non vi perderò di vista. Sapete che altro è che ascolta questa canzone? Mia madre! Non so quanto esiste. Pensa che se sbagliamo ancora non sarà nostra. Grande questa chitarra! Basta, io salto! Fermo, non c'è bisogno. Raggiunge la serra. Tra poco sarà tutto finito. Ehi, non si è fermato! Che c'è?
Faccio. Ho capito. Dove? E sapete chi altro sa fare dei tacos fantastici? Lo sai che pensano adesso tutte le furie se ci scopre? Da. Chi altro si arrabbia se ci scopre? Da. 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 No, non si può, perché 5 è una gran voglia di mangiare i tacos. Adesso andiamo prima a prendere qualcosa da mangiare. Non è mai così gentile. Perché? Non l'avete mai chiamato? Non dovrete chiamare. Penso che il capo deve assolutamente sapere dove siamo in ogni momento. Ci pensa avanti 5. Conosce il sistema per surriscaldare la insegnato ad accelerare la macchina e a farlo arrivare al lavoro in tempo senza farmi fare brutte figure con il capo? Io so ciò, fare il mio capo. E da chi ha imparato lui? Da mia madre! Siamo arrivati. Che cosa fate? Non è lavoro per voi, a queste cose ci pensa Bobby. Ehi tu, Bobby! Luca, non sei pesi con un dito. Ehi, Bobby, tu lo sai che altro alza i pesi con un dito? Mia madre! Cosa? Sai che Masco prende Sì. sono proprio forti. Ma a me continua a non piacere. È quasi finita. Hai passato il parco. Che c'è? Ancora per caso? Abbiamo tutto il giorno. Hai ragione, Mascolman è forte, a parte per quella battuta della madre. Secondo te dovrei dirgli? No, non devi cambiare, Mascolman, non è giusto. Ragazzi, mi divertivo così con degli amici da moltissimo tempo, dovremmo farlo ancora. Ho sbagliato spesso con voi, ma siete grandi. Ehi, Mordecai, sai che altro è che sbaglia dalla mattina alla sera? Ehi, dovresti cambiare battuta, sai? Mordecai! Cosa hai detto, scusa? Scusami, ma questa battuta non ha proprio senso. Ogni volta che la dici prendi in giro tua madre. Dovresti dire tua madre e non mia madre. Che vuoi dire? Ecco sì, ad esempio, lo sai a chi ha fumato un dente? A tua madre! Oppure lo sai a chi stanno cadendo i capelli? A tua madre! Ribby, aiutami!